Eccoci qua carissimi amici, vi do un saluto a tutti. Oggi 10 novembre, mi trovo in questo momento al casello quasi di Afi Verona. Sto per andare in Abruzzo oggi e lungo il percorso facciamo questo avvistamento. Si tratta di un'auto una bianchina qua in versione, insomma, in versione così, station wagon. Ecco qua, intanto così la metto qua di sfumatura, è addirittura in vendita. Ecco qua. Prendo il numero del cellulare per chi fosse interessato. Bel colore, comunque mi sembra anche conservata, tenuta bene. Faccio vedere molto di fretta. Eccola qua. Casello autostradale Afi Verona, è già il primo avvistamento verso l'Abruzzo, in direzione raduno camion e bus d'epoca, la G-Show. Ecco qua. Con questo, cari amici, vi saluto e insomma, e partiamo verso l'Abruzzo. Vediamo traccia di transito di nuovi camion, stavo dicendo vecchi camion. Eccolo qua, bianchina c'è in saccoccia. Saluto l'amico Max e via andare, e tutti gli amici. Ciao a tutti. Caffè al volo qua in autostrada e via verso l'Abruzzo. Siamo qua nelle zone del Veronese e, come diceva il buon Pasquale Caccavalle, profumo di nafta. Peccato che i camion sono tutti bianchi ora. Avanti verso l'Abruzzo. Eccoci qua cari amici, appassionati di mezzi storici. Siamo appena usciti dal casello autostradale, siamo qua nelle zone marchigiane, siamo in zona Iesi penso, e abbiamo avvistato così questo vecchio autocarro, diciamo in versione militare. E qua abbiamo fatto una ricerca con Luca e qua Luca cosa ci dicono le fotografie, come si chiamerebbe, se è giusto? Allora adesso ho trovato uno uguale, Cirmac in Fiat AG70 6605. Ecco qua, non lo so, giusto si dice Cirmac Fiat AG70? Sì. Va bene, dai ragazzi, poi qua gli appassionati, i veri intenditori ci diranno. Io l'ho avvistato, insomma, quello che conta è avere messo così in memoria questo autocarro. Qua Luca, Allestimento antincendio, visto? praticamente presenta un allestimento antincendio, non saprei dirvi la sua età. Comunque dai, guardate qua, siamo qua in compagnia di Luca, il contadin di Roveredo. Quello che la strada offre, come dico sempre, noi portiamo a casa tutto. Guardate un po' ragazzi, appassionati di mezzi storici. Si tratta di un allestimento, penso per incendio. Ecco qua. Sì, se per togliere le polveri. Qua c'è anche una scritta Rampini. Poi le cose, le lance. Ecco qua ragazzi, dai, comunque l'abbiamo messo in saccoccia anche questo, tracce di ruggine ci sono. Torretta lancima con il cannone, spegno incendio. Ecco qua, adesso andiamo a mostrarvelo, vi faccio vedere qua sotto il motore. Eccolo qua. Messo in saccoccia Luca. Vediamo un po' qua come si presenta. Luca, mi apri per piacere la porta? Come Michelin qua. Eccolo qua.
munizione militare utilizzato per operazioni antincendio. Ecco qua, quello che la strada offre. Luca, dai, l'abbiamo messo in memoria e via andare. Guarda qua, infatti guarda qua, c'è scritto, la scritta qua dice Schirmack. Sì, ma qua c'è la targhetta qua dietro anche. Ecco qua ragazzi, No, qualcosa abbiamo visto. Rampini, lei è la cosa. Ecco qua, Rampini. Rampini sarà l'allestimento? Va bene dai Luca, l'abbiamo visto. Che saccoccia c'è? Ragazzi vi saluto. Luca, andiamo avanti con il tour. Ciao a tutti. Dalle zone di Iesi. Verso l'Abruzzo. E dopo una bella sosta qua a mangiare un panino così al volo e niente, insomma andiamo a vedere traccia così di moto, questa Royal Enfield, non so se si pronuncia giusto, io lo so, la metto così in memoria, così tanto per dire, l'abbiamo visto, bel ricordo. Eccola qua, bellissimo. Poi non me ne intendo di queste marche, va bene lo stesso, sfumatura c'è.